come si evince dalle prime strofe del canto, totalmente incapaci di amministrare l'isola. Questo perché il loro unico interesse, possiamo dire, che era quello di arricchire le proprie tasche. Non avevano interesse in quello che era lo sviluppo e il benessere dell'isola. E questa è la prima denuncia che fa l'autore nel canto Subatriotta Sardu, tant'è che invita senza scrupoli i piemontesi ad abbandonare l'isola, poiché appunto incapaci di amministrarla, e allo stesso tempo si rivolge al popolo sardo chiedendo appunto di ribellarsi, di non accettare queste condizioni di vita. Inoltre l'autore fa anche una denuncia generale su quello che è il sistema feudale. Ricordiamoci che siamo appunto alla fine del Settecento, quindi subito dopo anche la Rivoluzione francese, in cui gli ideali quindi di libertà, di uguaglianza, eccetera, non cozzano sicuramente con il feudalesimo, che appunto comporta un padrone e un vassallo. E proprio gli ideali della Rivoluzione francese si ritrovano fortemente nel canto, tant'è che inizialmente il canto non era conosciuto come Subatriotta Sardu a sos feudatarios, ma bensì come la Marsigliese sarda. La Marsigliese sarda, ma la Marsigliese è esindu della Rivoluzione francese, giusto? Però la Marsigliese francese non è l'unica canzone che storicamente possiamo sponnere a paragone con l'inno di Francisco Ignasi Magno, il patriotto usato sul feudatarios. Proito non è l'unica, anzi sì, ben da me ricordiamo che il suo mondo, la poesia, la musica, sempre hanno cantato e contato la lotta dei disamparados contro la poverezza, la lotta delle minorie contro il razzismo, la lotta delle colonias contra los colonizadores. Amo esempio ormai, a volte queste canzoni furono in parte una tradizione orale di un popolo o fini poesia e queste hanno la musica e sono diventate canzoni politiche. Possiamo dire che il patriotto usato sul feudatario di Francisco Ignasi Magno fa parte di questa tradizione di canzoni e di poesia che da volta nascono in un paese, nascono in una città, però a questi si diventano affamate in tutto il mondo. E finché in Sardegna io penso che conosciamo queste canzoni, e che pensiamo a parlare di queste canzoni dei rivoluzionari cubanos, che sono schipanti dei movimenti che vanno a lotta contro il dittatore Fulgencio Batista. Canzoni come Sta sempre comandante o Canzone dell'Elegido sono diventate affamate in tutto il mondo, cantate dai gruppi Ormeda, dai gruppi Sconnotos, aumentamos ponare Buena Vista Social Club, ponare che ha cantato Sta sempre comandante. Altri esempi che possiamo aumentare, negli Stati Uniti, ponare dei movimenti un po' sul diritto civile, i giovani che andavano a queste marce e che protestavano contro il regime razzista, cantavano We Shall Overcome, che appunto già cantato da Joe Baez, ma questa è una canzone che conosciamo tutti, ma non si commenta nasce di questa canzone, però si scrive che appunto diventa un simbolo di questo movimento. In Europa, se torniamo in Europa, in Italia, Bella Ciao fu questa canzone, la canzone dei partigiani antifascisti che va in lotta contro il regime fascista e criminale di Benito Mussolini e contro il nazista. In Irlanda la lotta contro il colonizzatore inglese tenne un montone di canzoni regoi, di canzoni popolari che appunto sono diventate simbolo di questa lotta, ma queste canzoni pop possiamo narrare che sono non tanto contro il colonizzatore quanto contro la guerra civile, la guerra contro la guerra intercattolica e protestante dei gruppi Vinza Famadormeda come The Cranberries o U2 che hanno cantato contro il razzismo e contro il settarismo. In Sardegna tutto le teniamo usate le canzoni pure. Se pensiamo agli anni 60 del movimento, alla lotta antimilitarista, della Video Orgosolo contro la base militare, la poesia di Peppino Marotto, Prattobello, appunto è diventata un simbolo di questa lotta antimilitarista, ma vince una canzone cantata dai concordos sardos, concordos orgolesos, ma vince dai gruppi rock baroniesos come Tekenzeneke e Asca. Altro esempio, stiamo
podemos collegare a questa storia de canzones, de poesias que diventan símbolos de esa lotta as que investen os países árabes, non narrare que sono os países que non nos convenzen, però esos últimos 20 anos risquimos que para dar più protestas, que para dar più movimentos políticos, e in tutte queste manifestazioni che vedetes as pratas que a volte sono in televisione, gente protestando, e sempre coros, poesias, canzones, che magari diventa improvvisadas, che però poi la gente si imparava e la cantava da magari non essere pubblicate. Penso che in tutto il mondo, da questi esempi che ha pavogato, da Cuba, Irlanda, Siria e in Sardegna, la musica, la poesia tenen una potenza, tenen una capacità di espressare il desiderio di libertà, di espressare l'orgoglio, di espressare le aspirazioni, possiamo dire, dei popoli del mondo.